Tutto pronto per la settima e conclusiva, un confronto per 3 anni a reclamare a 8.000 euro, sono in 8 dietro le ali dell'Autostart. All'1 Furetto VL, 2 Fanny Guy TC, 3 Fernandez d'Oro, 4 Freddy del Duomo, 5 Frida del Ronco, 6 Forza e Onore GPD, seconda fila 7 Fenice dei Greppi, 8 Ferdinand. Favorito netto Freddy del Duomo, giocato in discesa dalla pari fino a 3 quinti. Le alternative Fanny Guy TC e Frida del Ronco. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si ritrae dal 6 Forza e Onore GPD. E si va con veloce Freddy del Duomo che prova a prendere l'iniziativa e ci riesce già prima del paletto dei 1.600. In vantaggio Freddy del Duomo nei confronti di Furetto VL che segue in seconda posizione. Poi Fenice dei Greppi che parte bene dalla seconda fila, all'esterno Fanny Guy TC, mentre galoppa Frida del Ronco. 200 in 15,5. Numero 5, Frida del Ronco, Freddy del Duomo che ha preso la testa senza spesa e ora viaggia a ritmo di comodo. All'esterno prova ad avanzare Fanny Guy TC che si porta a diretto contatto del leader e addirittura trova posto in corda perché non tiene il contatto Furetto VL. 432 punta in avanti Forza e Onore GPD che va allo scoperto, si porta all'esterno di Freddy del Duomo. 48,1 per i primi 600 di corsa. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Freddy del Duomo, seconda posizione sempre per Fanny Guy TC, all'esterno Forza e Onore GPD che precede Fernandez d'Oro, quindi Ferdinand 800 in 1, 3 e 6. Si viaggia sul piede dell'1,19,5, ritmo blando, quello imposto in avanti da Matteo Zaccherini, sai chi è il favorito, Freddy del Duomo. Il chilometro di Freddy del Duomo se ne va in 1,19,9, 16,3 anche questa frazione. Freddy in vantaggio, Forza e Onore di fuori, in corda Fanny Guy, in pariglia Fernandez d'Oro, poi ancora Ferdinand quando siamo a 400 dalla conclusione. 15,2 la retta opposta alle tribune, 1,35 1 3 quarti di miglio. Freddy del Duomo in netta evidenza, prova a progredire Fernandez d'Oro in terza corsia. Intanto però il leader se la dà a gambe all'ingresso della dirittura d'arrivo. Freddy del Duomo che entra in netta evidenza in retta arrivo, Fernandez d'Oro che sprinta a centropista, poi Fanny Guy TC va di dentro Fenice dei Greppi. Tutto facile per Freddy del Duomo che vince al minimo dei giri. Per il secondo posto Fanny Guy TC, piega all'interno Fernandez d'Oro. 29,4 ad arrivare, 1,18,1 il ragguaglio cronometrico per un successo facilissimo in cost to cost per Matteo Zaccherini, il training di Walter Zanetti. Connection al raddoppio in serata, questa volta per la proprietà proprio di Matteo Zaccherini, i colori della scuderia Limitless. New entry di scuderia Freddy del Duomo, subito assegno in questa reclamare di chiusura di serata. Il figlio di Pascia l'Est e Tosca del Duomo si impone nettamente in questa settima e conclusiva dal Savio di Cesena.